Un caro saluto a tutti gli amici lì su in montagna, un saluto particolare a Massimiliano De Martin, che ha voluto insomma essere il promotore assieme al CAI e a tante altre persone che sono lì ma anche sono collegate da streaming, per questa idea sull'acqua che mi fa tanto piacere che venga proprio raccontata in questo momento in alta montagna, perché l'acqua in effetti è l'elemento che unisce il mare ai monti, e l'acqua è un valore enorme, un valore per la nostra vita, per cui l'acqua deve essere pulita. Dobbiamo disinquinare tutti quanti, dall'origine fino alle foci, tutti quanti i nostri canali, i nostri fiumi, i nostri torrenti, perché dobbiamo lasciare un ambiente migliore. Per cui cercheremo in tutti i modi di lavorare a livello proprio anche più generale con la regione, con le regioni, con le province, i comuni, attraversati dai vari canali, dai vari fiumi, proprio per raccontare come l'acqua deve essere sempre di più rispettata. E poi c'è il tema di quello che l'acqua può anche fare in termini distruttivi, per cui i cambiamenti climatici, gli effetti di cambiamenti climatici che vanno gestiti. Bisogna attivare questi bacini di laminazione, bisogna probabilmente ripulire gli invasi, parlo soprattutto delle centrali idroelettriche nelle montagne, proprio perché siano più efficienti e più sicure. Dobbiamo fare manutenzione alle rive dei canali, dei fiumi, dobbiamo immaginare anche queste vasche di laminazione che servono a contenere le bombe d'acqua, queste piogge torrenziali che arrivano, ma anche possono essere utili poi per irrigare i campi, visto che avremo e abbiamo forse sempre di più i problemi di siccità o di periodi di siccità. Per cui queste tematiche, che per certi versi sembrano problematiche, possono diventare anche degli effetti positivi per la nostra vita. Possiamo immaginare che nella ricostruzione di questi argini, nella messa in sicurezza dei nostri canali, dei nostri fiumi, dei nostri torrenti, possa esserci anche una rivitalizzazione in chiave anche ambientale, per cui l'idea di costruire lungo i fiumi percorsi lenti per le piste ciclabili, magari anche per il canottaggio, dove chiaramente il corso d'acqua lo consente, percorsi naturalistici a piedi come avete fatto voi questa mattina per raggiungere il rifugio. Insomma, credo che ci possono essere anche grandi opportunità da questo guardare in faccia il cambiamento che di fatti è davanti ai nostri occhi. Qui la natura in questo modo potrebbe tornare a essere vicina a noi. Ancora buon lavoro per questa giornata, un grandissimo abbraccio da Venezia in questo caso, vi vogliamo bene, viva la montagna e viva il mare, viva Stato de Mar e Stato de Terra.